Si è aperta venerdì nella suggestiva cornice di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta la sesta edizione del Festival delle Ville Venete. Ricco il programma della rassegna che si concluderà sabato 21 settembre, che ha messo in cartellone 9 incontri ad ingresso libero in altrettante ville del territorio veneto e friulano ed una serie di manifestazioni collaterali. Viaggeremo all'interno del Veneto e del Friuli con tanti eventi che abbracciano appunto il mondo dell'arte nel settore della musica, della danza, dell'opera, ma anche della poesia, per cui avremo momenti dove potremmo assaporare un concerto ad esempio di 2 giovani musicisti russi, ma anche delle favole per bambini scritte e ambientate all'interno di una bellissima villa, in particolare vescovana. Un altro momento particolare in collaborazione con Sarmede, dove anche lì verranno presentate delle illustrazioni per ragazzi. Poi viaggeremo all'interno del Friuli, passeremo attraverso appunto anche Villa Manin di Passeriano per discutere di questa importante rete tra le due realtà, tra il Veneto e il Friuli, per ritornare poi in provincia di Venezia, nella sede dell'istituto regionale, e parlare di quelle che sono le corti rinascimentali con l'associazione polacca italiana, per poi ritornare nella parte alta del Veneto, quella che noi non vogliamo dimenticare, che è la parte di Belluno, con il comune di Mel, e assieme a questo comune noi presenteremo la video audioguida per ragazzi ciechi e sordi, e poi torneremo in quel di Vicenza, dove in Villa Cordellina parleremo di ville, di Europa, della possibilità attraverso un progetto europeo che si chiama Cultema di poterle valorizzare con l'intervento pubblico e privato. All'apertura del festival presente anche il noto critico d'arte di fama internazionale Vittorio Sgarbi. Il Veneto ha questo patrimonio che al di là delle province, della regione stessa, è un patrimonio universale, ma consente a Treviso come a Venezia, come a Padova, di avere un patrimonio architettonico che è esemplare e che, proprio in quanto esemplare, è riferimento di tutta l'architettura, dalla Russia all'America. Dalla musica alla danza, dal teatro alle visite guidate, saranno 9 giorni dedicati all'arte e alla cultura, rivolti ai veneti ma anche ai tanti turisti che ogni anno scelgono la regione nordestina. Il Veneto tiene sul turismo, tiene nel turismo straniero, tiene nel turismo di qualità. Abbiamo 40% di turismo straniero che cerca le città d'arte, le ville venete, il paesaggio, cerca quello che stiamo offrendo e che qualche anno fa abbiamo immaginato potesse essere utile. Oggi raccogliamo dei frutti e proponiamo sempre di più questo nostro prodotto.